Il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato nel 2019 una flessione. La produzione è diminuita in volume dello 0,7% e il valore aggiunto è sceso dell'1,6%. È quanto emerge dal rapporto Istat sull'andamento dell'economia agricola. L'agricoltura in senso stretto ha fatto segnare un calo dello 0,8% del volume della produzione e dell'1,7% del valore aggiunto. Segnali negativi anche per la silvicoltura, con un decremento sia della produzione, meno 0,7%, che del valore aggiunto, meno 1,1%. In controtendenza è il comparto della pesca, che ha visto un aumento sia della produzione, più 1,7%, che del valore aggiunto, più 1,6%. SACE raddoppia nel primo quadrimestre le operazioni a sostegno del Made in Italy nel mondo. Passano infatti da 2,6 miliardi a 5,9 miliardi gli impegni deliberati da SACE, segnando un incremento del 130% rispetto all'anno precedente, che si traducono in sostegno al business delle imprese italiane nei mercati esteri. Un trend in crescita confermato anche dal numero di operazioni supportate, più 17%, e dal confronto mese su mese, con 700 milioni aggiuntivi realizzati tra aprile e marzo, nonostante la congiuntura economica. Sono 98 le banche di credito cooperativo del gruppo ICCREA che si sono impegnate a effettuare donazioni per circa 7 milioni destinate al territorio per affrontare l'emergenza coronavirus. Si è trattato di interventi per gli ospedali e le strutture sanitarie del territorio, ma anche verso fondazioni e associazioni del terzo settore. Inoltre, a testimonianza dell'impegno del gruppo nella lotta al coronavirus, ICCREA Banca è stata nuovamente coinvolta come co-dealer nella 16ª edizione del BTP Italia. Consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda. L'UGL, con il suo segretario generale Paolo Capone, rilancia una delle sue proposte chiave nel giorno in cui lo Statuto dei lavoratori compie 50 anni. Per il sindacato si tratta di una proposta che consentirebbe di applicare fino in fondo l'articolo 46 della Costituzione. Lo Statuto dei lavoratori, che oggi compie 50 anni, è stata la trincea all'interno della quale il lavoratore italiano si è difeso in un'Italia che stava diventando industriale, manifatturiera. Oggi quell'Italia ha bisogno del riconoscimento del nuovo Statuto dei lavoratori, di nuovi mestieri, di nuove relazioni industriali, della possibilità di partecipare alla gestione delle imprese, così come prevede l'articolo 46 della Costituzione. Ecco, in questo 50° anniversario dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nuovi diritti dei lavoratori, i nuovi mestieri dei lavoratori e nuove relazioni industriali.